Operazione del Corpo Forestale dello Stato di Trento, 5 arrestati tra il Trevigiano e il Vicentino, catturavano, allevavano e rivendevano illegalmente piccoli uccelli usati come richiami vivi dai cacciatori, sequestrati 20.000 animali. Insediamento del nuovo direttore di ARPAV nel giorno della pubblicazione del rapporto sulla salute dei fiumi e dei laghi, situazione in miglioramento, sui FAS, il Veneto è diventato modello di riferimento, dice, ma serve una norma nazionale. Nuova previsione per l'acqua alta di domani a Venezia, dei 140 previsti la stima scende a 125-130 alle 6:50 del mattino. Sale sul tetto di una scuola per sfuggire ai carabinieri, semina il panico a Padova, bloccato e portato in caserma un 17enne nordafricano. Detenzione illegale di armi, nuovo processo per Freddy Sorgato, in carcere dal 2016 con l'accusa di aver ucciso Isabella 90. Furto da 180.000 euro nell'abitazione di una 77enne di Vicenza, i ladri scardinano la cassaforte a muro e fanno sparire contanti e gioielli. Contro la rovescia per il Capodanno trevigiano, musica e spettacolo in Piazza dei Signori, spazio per i bimbi alla loggia incantata e fuochi a basso impatto sonoro per evitare problemi agli animali. L'1 gennaio il gran concerto al Del Monaco. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la cronaca dell'inchiesta del Blitz del Corpo Forestale di Trento e dei Carabinieri che hanno scoperto un traffico di richiami vivi, uccelli selvatici catturati, levati e rivenduti come richiami vivi per attività venatorie. Una operazione che ha riguardato diverse regioni, ci sono 18 arrestati, tra questi 5 veneti, 3 trevigiani residenti nel Vitoriese e 2 vicentini. Il servizio con le immagini e le interviste di Trentino TV. È una delle più importanti azioni antibracconaggio che sono state mai realizzate in Italia. 18 arresti, 46 perquisizioni, una cinquantina gli indagati nella maxi operazione del Corpo Forestale della provincia di Trento in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Quello che è emerso in un anno di indagini è un vasto traffico illecito di uccelli utilizzati come richiami vivi per la caccia. Gli uccelli, a volte anche di specie protette, venivano catturati, allevati e rivenduti a cacciatori. Enorme il giro d'affari, 20.000 gli uccelli commercializzati nel solo periodo di indagine per centinaia di migliaia di euro. Gli esemplari che venivano raccolti nei nidi o catturati sia in Italia che nell'Europa dell'Est valevano da un minimo di 30 euro fino anche a 300 euro da adulti. È stata messa in luce un'organizzazione molto complessa in cui ognuno faceva la propria parte. C'era chi faceva la raccolta, chi il trasporto, chi la vendita, alcuni si erano specializzati esclusivamente nell'allevamento, con capannoni in Veneto, Lombardia, Friuli, capannoni dedicati esclusivamente solo a questa attività. Una parte consistente del traffico ha riguardato il Veneto, in particolare la provincia di Treviso, dove sono finite in carcere 3 persone residenti nel Vittoriese, e la provincia di Vicenza, con 2 arresti domiciliari. I reati contestati agli indagati sono a vario titolo: bracconaggio, ricettazione, furto venatorio, riciclaggio, maltrattamenti su animali e detenzione abusiva di armi. Sequestrato anche denaro in contante, diverso materiale, tra cui decine di migliaia di munizioni, armi ed alcune macchine in grado di sofisticare gli anelli identificativi applicati sulle zampe degli uccellini. Ambiente, si è insediato oggi il nuovo direttore di ARPAV e ha fatto il punto sullo stato di salute delle acque venete. Direttore nuovo, vecchi problemi. E la consapevolezza che la situazione sta lentamente migliorando. Ha preso servizio all'ARPAV il nuovo direttore Luca Marchesi e il suo arrivo coincide con la pubblicazione da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente di un voluminoso rapporto sullo stato di salute dei fiumi e dei laghi del Veneto. Dalle 165.000 analisi del 2018 risulta che, a parte i soliti noti, la situazione delle acque superficiali venete è in miglioramento. Si confermano alcuni elementi di criticità che sono conosciuti da tempo. Si vedono anche gli effetti di politiche di gestione della risorsa idrica che sono orientate al suo miglioramento, quindi gli effetti della infrastrutturazione, dello sviluppo degli impianti di depurazione, delle normative ambientali, dei piani di tutela delle acque. Quindi ci sono dei trend di lento ma costante miglioramento. Il
il nuovo direttore si è trovato subito un faldone di quelli che scottano sulla scrivania. È il faldone delle sostanze perfluoroalchiliche, la cui ricerca assorbe molte delle energie dell'agenzia regionale e cui contrasto impegna Regione, ARPAV e gestori della rete idrica. In questo ambito direi proprio che questa agenzia è una eccellenza nazionale e direi europea. Ci sono pubblicazioni della Commissione europea che citano il caso Veneto in termini del problema verificato, ma soprattutto in termini della capacità di reazione che il sistema pubblico ha saputo sviluppare, sia sul fronte ambientale che su quello sanitario. Il Veneto è dunque un punto di riferimento per lo studio e la gestione di queste sostanze, ma dall'ARPAV sottolineano come sia indispensabile una normativa nazionale. Purtroppo patrimonio disponibile per tutte le regioni italiane, qui in questo siamo sicuramente i migliori. Cosa significa? Che abbiamo finito? Certamente no, insomma il miglioramento è continuo, si può fare sempre meglio, molto importante sarà avere a disposizione dei limiti di riferimento che devono essere definiti a livello nazionale. A proposito di acqua, parliamo dell'acqua alta e l'alta marea a Venezia, con fortunatamente una previsione che scende rispetto a quanto sentito nelle ultime ore. Il centro marea aveva previsto una massima di 140, anche 145 per le 5 di domani mattina. La previsione alle 6.50 è di un picco massimo tra i 125 e i 130 centimetri, quindi questa è la previsione in questo momento del centro previsioni e segnalazioni del Comune di Venezia. Per domenica 22 invece l'ufficio maree prevede un altro possibile picco di 135 centimetri alle 7.35. La previsione di questi eventi mareali è legata al passaggio, avverte il Comune, di alcuni fronti perturbativi che causeranno nelle prossime ore un notevole abbassamento della pressione atmosferica associato a venti di scirocco lungo l'Adriatico. Gli eventi dovrebbero essere molto limitati nella durata, avverte il Comune, lasciando la città generalmente percorribile senza particolari disagi per il resto della giornata. Dunque una cifra che scende rispetto alla previsione di ieri, quindi 125-130 di massima alle 6.50 di domani mattina. Torniamo alla cronaca adesso con i momenti di panico vissuti stamane all'Arcella. Un 17enne nordafricano che si era allontanato qualche giorno fa da una comunità del Veronese per sfuggire a un controllo dei carabinieri è salito sul tetto di una scuola. Per scappare dai carabinieri che lo volevano controllare si è barricato all'interno di un istituto scolastico. Ha seminato il panico la fuga di un giovane straniero alle prime ore di venerdì mattina. Sono circa le 6, i residenti di via Cardinal Callegari all'Arcella chiamano i carabinieri per segnalare una lite in strada tra nordafricani. All'arrivo della pattuglia uno del gruppo scappa in bici, poi scavalca il cancello dello stabile che ospita alcuni istituti superiori, sale fino al 4º piano e si arrampica sulla grondaia fino al tetto. Qui si ferma pericolosamente in bilico e minaccia di buttarsi. Dopo quasi 2 ore il negoziatore dei carabinieri e i vigili del fuoco lo convincono a scendere. Nel frattempo la strada viene bloccata. I ragazzi che dovevano entrare a scuola vengono tenuti a distanza dai docenti. Ecco il racconto di una dipendente dell'istituto, testimone di quanto accaduto. Arrivati per prendere servizio e abbiamo trovato carabinieri, vigili del fuoco, e non abbiamo potuto accedere e abbiamo preso servizio da poco. Io ho visto soltanto quando lo hanno portato fuori con l'auto dei carabinieri. All'interno della scuola che ospita il liceo classico europeo, l'istituto Ruzza e il convitto per sordi Magarotto c'erano solo una quindicina di ragazzi che erano alloggiati nel convitto. Fortunatamente non si sono accorti di nulla. Gli altri studenti in via precauzionale sono tornati a casa, lezioni sospese per tutto il giorno. Sono stati allontanati, non sono neanche entrati nella strada. C'erano i docenti che li hanno tenuti a debita distanza, li hanno tenuti protetti. Lo straniero che ha seminato il panico è stato portato in caserma dai carabinieri e fotosegnalato. Nella zona c'è un problema di spaccio, denunciano i residenti che però preferiscono non parlare alle telecamere. Il giro di pusher e clienti è visibile a tutte le ore. Adesso parliamo dei tentacoli della criminalità organizzata in Veneto. Nel Vicentino viene confiscata un'azienda di costruzioni il cui titolare era affiliato a una cosca dell''ndrangheta.
I tentacoli dell''ndrangheta ancora una volta si insinuano in Veneto e nel Vicentino. La DIA di Padova ha eseguito la confisca di un'impresa di costruzioni di Lonigo, di proprietà di un imprenditore crotonese 44enne, da tempo residente in Veneto, condannato nel processo Emilia e affiliato alla cosca 'ndranghetista Grandi Aracri di Cutro. All'azienda gli uomini della DIA sono risaliti con accertamenti patrimoniali seguiti all'arresto dell'uomo nel gennaio del 2015 e alla condanna passata in giudicato e emessa nel 2017 dalla Corte d'Appello di Bologna. Gli agenti, oltre alla pericolosità sociale, hanno accertato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto. La confisca comprende quote sociali e beni strumentali dell'impresa, 13 conti correnti e depositi finanziari, 5 appartamenti, 4 terreni agricoli e una vettura di grossa cilindrata per un valore complessivo di 500.000 euro. E poi Eraclea è il comune che va verso lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Quando un comune al nord viene a questo punto sciolto per mafia, oppure comunque viene ricoperto una serie di indagini di stampo mafioso, fa venire la pelle d'oca. Non usa mezzi termini il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese. Che un comune del territorio si avvii verso lo scioglimento per infiltrazioni mafiose è una notizia dura da digerire anche per il cuore produttivo veneziano. Nella relazione del prefetto Vittorio Zappalorto, inviata al Viminale, si riassumono le indagini della procura e il lavoro svolto dalla commissione d'accesso prefettizia, 3 componenti di alto livello che per 6 mesi hanno setacciato ogni documento del comune di Eraclea. Nonostante il massimo riservo, sembrano appurati forti legami tra la politica locale e le organizzazioni criminali, legami risalenti nel tempo e radicati. Ora la questione è nelle mani del Ministro dell'Interno prima di passare al Presidente della Repubblica e al Consiglio dei Ministri. Tutti passaggi che al momento sembrano scontati e che dovrebbero portare il Comune a un periodo di commissariamento straordinario. Per il numero 1 degli industriali il caso di Eraclea deve interrogare tutti sulla criminalità a nord-est. Marinese lo dice in maniera diretta: il territorio è ricco quanto vulnerabile e non si può far finta di non vedere. È un qualcosa che viene da lontano, perché il radicamento così profondo c'è stato non dalla sera alla mattina, ma è stato un radicamento che è nato nel passato, magari tutti l'abbiamo sottovalutato, ma adesso è un pericolo che abbiamo davanti agli occhi, non possiamo far finta di non vedere. Detenzione illegale di armi, nuovo processo per Freddy Sorgato, in carcere dal 2016 con l'accusa di aver ucciso Isabella. Dovrà tornare in aula ad aprile del 2020 Freddy Sorgato, il camionista ballerino, in carcere dal febbraio del 2016 con l'accusa di aver ucciso e occultato il corpo della sua ex fidanzata Isabella Noventa. Il nuovo processo contro Sorgato riguarda l'indagine su armi e soldi rinvenuti in casa del compagno della sorella Deborah durante l'inchiesta sulla scomparsa di Isabella. Freddy venerdì mattina era in tribunale a Padova ed è stato nuovamente rinviato a giudizio. La sorella Deborah, assente in aula, coinvolta anche lei in questo filone di indagine, ha patteggiato la pena ad 1 anno. Le armi infatti risultavano intestate a Freddy, ma erano illecitamente detenute da Deborah. Si tratta di una beretta calibro 7,65, 14 proiettili e una pistola Astra calibro 9 con centinaia di cartucce. A trovarla fu l'ex maresciallo dei Carabinieri, ex fidanzato della Sorgato, qualche settimana dopo gli arresti. I fratelli, insieme alla complice veneziana Manuela Cacco, sono stati condannati a 30 anni, mentre la Cacco a 16 anni, in primo e in secondo grado. Il corpo di Isabella, ucciso la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, non fu mai ritrovato. Manuela Cacco invece in questi giorni ha usufruito di un permesso di 2 ore. È uscita per la prima volta dal carcere, scortata per far visita all'anziano padre che è gravemente malato. Un colpo davvero ingente in una abitazione di Vicenza. I ladri razziano da una cassaforte 180.000 euro. Colpo grosso, vittima una vicentina di 77 anni che vive vicino alla rotonda del Palladio. I ladri entrano in azione nel primo pomeriggio approfittando dell'assenza della proprietaria. Dopo aver forzato la porta di casa, riescono a scardinare la cassaforte a muro che contiene 30.000 euro in contanti e gioielli per un valore di 150.000 euro. Quando la signora rientra nella sua abitazione, ormai i malviventi si sono già allontanati. La donna trova la casa sottosopra, chiama il 112. I carabinieri del nucleo operativo stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza. Ora è caccia ai ladri.
È Veneto il nuovo direttore di Banca d'Italia, il bellunese Daniele Franco, nato a Trichiana 66 anni fa, è entrato nel 1979 in Banca d'Italia dopo aver ricoperto vari incarichi di spessore a livello nazionale e internazionale. Da maggio 2013 a maggio 2019 è stato ragioniere generale dello Stato per poi assumere il ruolo di vice direttore generale di Banca d'Italia. Oggi l'annuncio del nuovo incarico, salutato anche dal presidente Luca Zaia, garantirà, ha detto il governatore, valore costituzionale del risparmio con il rigore e la concretezza dei veneti. Messaggio anche dal parlamentare Luca De Carlo. Franco è un uomo che ha dato lustro al bellunese, persona di rigore. Porti, questo è l'auspicio in Banca Italia, la saggezza montanara. E adesso in Fiera Padova per parlare della cena di beneficenza organizzata dagli imprenditori padovani e travigiani di Assindustria Veneto Centro che hanno raccolto denaro per 6 iniziative solidali e poi non hanno mancato anche di sottolineare il loro commento alla manovra del governo. Il clima di festa natalizio ha riunito anche quest'anno gli imprenditori padovani e trevigiani alla cena di gala organizzata da Assindustria Veneto Centro. Un incontro all'insegna della solidarietà ma anche di riflessione. Erano oltre 600 gli imprenditori veneti seduti ai tavoli del padiglione 11 della Fiera di Padova che hanno partecipato al Gran Galà per raccogliere fondi per 6 realtà diverse che operano nel territorio sostenendo le persone in difficoltà. È ormai una tradizione, una consuetudine per noi pensare al nostro territorio anche attraverso delle donazioni e degli aiuti che diamo alla nostra comunità. Vogliamo dire che prima che imprenditori noi siamo cittadini del nostro territorio e vogliamo bene al nostro territorio ed è per quello che noi ogni anno vogliamo questo evento, questo Gran Galà. Come vedete siamo tutti belli, eleganti, ma è giusto far festa, ma allo stesso momento è giusto anche pensare che tutti devono poter far festa. I progetti scelti quest'anno sono quelli dell'Opera Casa Famiglia della Fondazione della Diocesi di Padova che accoglie e sostiene ragazzi con disagi sociali, la Comunità San Francesco di Monselice che aiuta persone con problemi di alcol e droga, Padova Ospitale e poi Centro della Famiglia di Treviso, Progetto Salute e Chirurgia 4 del Caffoncello e l'Associazione Per Mio Figlio nata per volontà di alcuni imprenditori trevigiani per sostenere i bambini ospedalizzati e le loro famiglie. Durante la cena di gala il presidente e il presidente vicario di Assindustria Veneta hanno fatto un bilancio del 2019 criticando aspramente le misure contenute nella prossima finanziaria. Quello che effettivamente ci convince meno è questo clima anti-industria ed anti-impresa ed è proprio il sottostante, la base sulla quale poi è stata costruita la manovra. Noi dobbiamo fare purtroppo comunque e a prescindere, perché se noi guardiamo quello che ci stanno dando noi dobbiamo andare via. Quello che purtroppo, ma è che noi vogliamo bene al nostro territorio, ma loro se ne fregano. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale del Veneto. Allora, ieri abbiamo parlato del Capodanno a Padova, questa sera vi parliamo di quello che sarà il Capodanno a Treviso. È stato presentati gli eventi del Capodanno a Treviso, ovviamente il palcoscenico, quello di Piazza dei Signori, ma ci sono delle novità a partire dai fuochi d'artificio cosiddetti pet friendly. Musica dal vivo, animazione, spettacoli per i più piccoli, fuochi d'artificio e tanto divertimento. Sarà questo e molto altro il Capodanno trevigiano che accompagnerà cittadini e visitatori per l'arrivo del 2020. Sul palco allestito in Piazza dei Signori si alterneranno diversi ospiti in grado di abbracciare tutti i gusti. Allo scoccare della mezzanotte ci sarà poi l'immancabile spettacolo pirotecnico dalla Torre Civica, che quest'anno presenterà una grossa novità. I fuochi saranno infatti pet friendly, per tutelare gli amici a quattro zampe. Per la prima volta ci saranno questi particolari fuochi d'artificio a basso impatto acustico che di fatto sostituirà i botti con della bella musica. Dopo la mezzanotte a chiudere la serata musica con DJ set, un bel modo per concludere in allegria. Un'ottica di attenzione per la donna, abbiamo realizzato delle shopper plastic free, quindi in tessuto riciclato, con la scritta I Love Treviso, che saranno regalate a tutte le signore che arriveranno e lo ripeto, arrivate abbastanza presto perché la piazza per ragioni di sicurezza sarà a numero chiuso, che arriveranno per festeggiare insieme a noi il Capodanno in Piazza dei Signori. Per la fine dell'anno anche i più piccoli avranno il loro divertimento con clown,
clown, giocolieri e prestigiatori. Sotto la Loggia Incantata ci sarà il Capodanno per i bambini, quest'anno arriverà anche dopo la mezzanotte, insieme alla Fondazione Città della Speranza verrà offerta anche poi una merenda. La festa verrà svolta con un'attenzione particolare alla tutela della sicurezza. Lo spettacolo verrà presentato da Igor Barbazza e Claudia Vigato. Accorriamo tutti in piazza il 31 dicembre, vi aspetto, divertiamoci, divertiamoci, divertiamoci. Martedì 1 gennaio l'anno comincerà nel migliore dei modi. Alle 21 si terrà il gran concerto di Capodanno al Teatro Comunale Mario del Monaco per lo scambio degli auguri e per condividere con il pubblico 2 ore di musica e socialità. Concerto del primo dell'anno, tutto l'incasso sarà devoluto alla Casa Rifugio per le donne vittime di violenza. Siamo in chiusura, 20:10 questa sera, ci sono Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega, e Simone Scarabella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, quindi parleremo di politica ovviamente sotto i nostri riflettori. Vi ricordo anche l'appuntamento con la nostra rubrica, il tuo presepe, quindi vi lascio vedere quindi i riferimenti per poter segnalare le vostre inattività, redazione @antena3.it se volete scriverci per chiamarci e noi verremo a riprendere il vostro presepe, così anche lo 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria. Se invece voi volete realizzare un video del vostro presepe lo potete fare e poi inviarlo al 351 175 5340. E adesso il meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Nella giornata di sabato 21 dicembre la perturbazione atlantica causerà ancora un tempo spiccatamente instabile sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con piogge diffuse e localmente anche forti. Nel corso del pomeriggio precipitazioni generalmente assenti o al più deboli e sporadiche. Possibile ripresa poi di deboli fenomeni in serata. Temperature sempre abbastanza miti, minime tra 4 e 9 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 13 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge un po' su tutte le province, alternate però a pause un po' più asciutte. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, massime tra 12 e 13 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci un po' ovunque e dal pomeriggio però saranno possibili maggiori schiarite. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, valori massimi tra 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.